carattere di saggistica, ma spesso succede anche nei romanzi, l'ultima cosa che si attacca, tra virgolette, al libro è il titolo. Allora io volevo dire una cosa, Un uomo al castello, che secondo me è un bellissimo titolo, mi sembra che alluda un po' a due cose, un po' al castello, che da quanto si evince dal libro rappresenterebbe un po' la metafora del nostro palazzo, in senso politico, e poi mi sembrava di cogliere anche, forse sbaglio, ma una sorta di riferimento quasi kafkiano, al castello kafkiano, nel senso che in qualche modo Havel racconta tutta una serie di vicissitudini legate al suo rapporto con la politica, al suo rapporto con i paesi esteri, con le crisi interne che lui ha dovuto affrontare, e quindi volevo chiederle se lei può condividere questo tipo diciamo così, di suggestione. Sì, dunque il titolo originario del libro non è in ceco, non è questo, è diremo un titolo che ho voluto io dare sia perché c'è, mi pare che Mauro Negretto abbia colto molto bene la dimensione poliedrica del titolo, che da un lato è molto semplice, è l'umanità, è la dimensione umana che entra nel castello di Praga, che per tanti decenni fu invece padroneggiato dal socialismo reale, dal comunismo, feroce e noioso, perché così si è rivelato, e insieme ovviamente il castello è con la C maiuscola, questo grande complesso che esiste a Praga, e ovviamente c'è anche il riferimento al piano, perché c'è un libro di Kafka, no? Un romanzo che si intitola appunto Il castello, e poi bisogna anche tenere presente che Václav Havel non è non è un uomo politico, lui anzi non è stato spinto a diventare presidente della Repubblica Cecoslovacca 2 volte e poi della Repubblica Ceca, diremo dai dissidenti, perché era una persona straordinaria. Lui non aveva mai sostanzialmente fatto politica, è stato spinto nel castello, però bisogna tenere anche presente, qui calza molto il termine castello nel senso kafkiano, perché Havel è, sapete, un grande drammaturgo, è uno scrittore di teatro di fama mondiale e anche ha a che fare in qualche modo con quello che viene, diremmo così, definito il teatro dell'assurdo, che non è però il teatro dell'assurdo di Beckett, che dove c'è alla fine il nichilismo. Lui semmai potrebbe essere avvicinato a Ionesco, perché Havel è un grande liberale, è un grande intellettuale, sicuramente di ispirazione cristiana, anche se lui probabilmente ha avuto un'educazione cattolica, probabilmente non è credente nel senso che crede nella resurrezione di Cristo, nell'Eucaristia, ma già è tutto quanto impregnato di umanesimo cristiano. In questo libro, che poi ne parleremo, si intrecciano, diremo, 3 dimensioni. Lui prende in esame molti personaggi importanti e direi che le righe più entusiasmanti le ha per Giovanni Paolo II. Proprio dice: quando è giunto Giovanni Paolo II io mi sono indirettamente confessato, ho creato subito, immediatamente un feeling, tenere poi presente che Havel è cieco, quindi porta anche tutta quella ironia mite e molto sottile che è tipica dei ciechi, ma non ha una grande idea dei ciechi. I ciechi li vede poco
poco eroici, li vede in fondo un po' grigi, un po' sequienti al potere, mentre invece ci sono due pagine straordinarie dove esalta il popolo polacco, questo popolo pieno di difetti, talvolta con difetti meridionali, che però è un popolo straordinario, finora almeno lo è stato, sempre nella storia ha saputo questo popolo in modo corale levarsi contro le varie oppressioni, e Havel rende onore. Poi c'è questa grande onestà, ma insomma io ho già parlato anche troppo. Naturalmente è molto interessante quello che dice, però